Amici sportivi, ben ritrovati dalla tensostruttura di Via dei Sanniti di Matera. Lorenzo Tortorelli al microfono per raccontarvi questo incontro della Serie A femminile tra la New Co Roller Matera e la Pumas Viareggio, valevole per la quarta giornata della Serie A, appunto nazionale, che vede incontrare Matera capolista a punteggio pieno con 7 punti e la Pumas Viareggio a quota ancora 0. Per la formazione della Città dei Sassi, allenata da mister Valerio Antezza, scenderanno in pista la materana Valentina Gaudio, poi l'altrettanta materana De Biasi, la Macchia Larissa, la Macchia Luisa, Vanessa Mazzilli, Laila Carlucci, Serena Gaudiano, Simona Contò di Salerno, ma integrata pienamente con la maglia biancazzurra materana, e poi Rebecca Traccardi e il capitano Pamela Lapolla. Per la formazione toscana invece c'è Bianca Bertolucci, Alicia De Stefano, Berti Palaggi, Castro, Iacanto e Teli, allenate da Mirko Bertolucci. Ricordiamo che quest'oggi si gioca a porte chiuse qui alla tensostruttura di Matera, che la Roller Matera sta scontando la seconda e ultima giornata di squalifica. Peccato, ribadiscono dalla società, non poter festeggiare e augurare un buon Natale con il pubblico qui a Matera, ma c'è da scontare questa seconda giornata di squalifica qui al tensostruttura di Via dei Sanniti, e quindi partita solo godibile sul canale dedicato Matera, che viene dalla vittoria per 3-1 con il Valdagno. Poi c'è stato il pareggio interno con il Trissino 2-2, e appunto è stata questa la gara incriminata che ha portato alla squalifica per 2 turni della pista materana, quindi si gioca, ribadisco, a porte chiuse. E poi la vittoria del Matera sul Club Emilia, gara esterna per 11-1. Mentre il Pumas Viareggio viene da una partita persa a tavolino per lo schieramento di Iacanto, pare che non sia stata ancora tesserata, e quindi all'epoca della gara, quindi sconfitta a tavolino e 0 punti ancora in classifica per il club viareggino. Iacanto, una atleta che conosciamo le sue indiscusse capacità. Intanto le atlete materane si sono riscaldate anche con un atto di incoraggiamento che si è sentito forte qui sugli spalti, visto che appunto non c'è il tifo ospite, il tifo locale, scusate. È tutto pronto. Vediamo Palaggi sul cerchio del centrocampo, è pronto a battere.
È tutto pronto per questo inizio di questo match, quarta giornata del campionato di Serie A femminile di hockey su pista. Newco Roller Matera contro la Pumas Viareggio inizia in questo istante. Vediamo già un attacco della formazione ospite, ma blocca tutto Pavena alla polla. Serve la numero 27 Taccardi. Nulla di fatto, si riparte con la numero 8 Castro. Serve all'indietro la compagna numero 57 Iacanto per la numero 8 Castro. Recupera il Matera. La macchia. Rebecca Taccardi, tiro di Rebecca Taccardi, rimpallato dalla spalla del 57 Iacanto, quindi ancora la polla alto sulla traversa e poi c'è il fischio dell'arbitro. Esce Iacanto dopo il colpo ricevuto sulla schiena, pallino che ha lasciato il segno, ma ripartono le ragazze della formazione ospite. Attenzione con il tiro del numero 8 Castro di poco alto sulla traversa, riparte la polla, respinta del portiere toscano e si riparte con Castro. Fermata la numero 6 ospite da La Polla, si riparte con la formazione materana in un'azione di attacco. Attenzione, La Polla serve la compagna, attenzione, La Polla fa il gol. Serve appunto Taccardi, poi la stessa consegna il pallino a La Polla per l'1-0. Quindi La Polla ha messo a segno il suo gol giornaliero. Adesso ancora il Matera con il numero 27 Taccardi, avanza La Polla per il numero 20 Materano, la macchia, respinge il portiere ospite, si riparte con Castro, avanza Castro, viene fermata in maniera intelligente dal Matera che avanza con Rebecca Taccardi, fermata, ma c'è ancora La Polla sul pallino, poi c'è il fischio dell'arbitro. Ancora Matera con il capitano all'indietro, servizio per la macchia braccata dalla numero 6 Berti e La Polla ancora lì, servizio all'indietro per la macchia, La Polla si fa recuperare, quindi ripartono le ospiti. Attenzione dalle parti della porta materana, ma la difesa fa ottima guardia e quindi si riparte con La Polla avanza, servizio per la numero 46 la macchia, La Polla, tiro di La Polla, non sorprende l'estremo difensore ospite, così come anche il tiro di La Macchia, e si riparte con il Viareggio con però un nulla di fatto. Ricordiamo che in porta quest'oggi c'è Valentina Gaudio per l'indisponibilità di Meneghello, e insieme a lei anche hanno dato
forfait per motivi di famiglia Tarrida e anche Chicca Maniero, quindi Berta Tarrida assente, Chicca Maniero assente e anche Meneghello assente. Quindi rivediamo tra i pali Valentina Gaudio, atleta materana al 100%, cresciuta hockeyisticamente parlando proprio qui su questa pista. E vediamo ancora il Matera che è in fase di attacco con Rebecca Daccardi. Ripartono le ragazze in maglia rossa. Attenzione, attenzione, c'è un'occasionissima per la numero 17 De Stefano, un pallino che va fuori. Ancora Matera dall'altro lato, attenzione, la macchia ci ha provato, è pallino di fuori, di poco fuori. La macchia, la Polla, tiro di La Polla, respinto. Recuperano le ragazze in maglia rossa. Numero 6 Berti serve all'indietro la sua compagna Castro, avanza, tiro di Castro poco fuori alla destra del portiere di casa. Gaudio ancora e Viareggio, ma il Matera che fa buona guardia e quindi si riparte con la macchia. Bloccato il tutto e Castro respinto da Gaudio. La macchia, La Polla, Palaggi, recupera Luisa La macchia, poi la vista La macchia, ma nulla di fatto, e quindi c'è un nuovo attacco per la formazione viareggina e il tiro debole del numero 17, facile preda di Gaudio. Ancora Matera con La Polla per Luisa La macchia, la macchia dietro la porta toscana, appoggia per La Polla, tiro di La Polla viene bloccato dal numero 8 Castro, che riparte e organizza. L'intenzione era quella di organizzare una nuova azione di attacco, ma viene bloccata e quindi c'è La Polla che va al tiro per La macchia. La Polla all'indietro, Luisa La macchia, serve ancora La Polla, servizio di La Polla per Rebecca Daccardi, non è arrivata in maniera precisa al tiro, quindi c'è stata la respinta del portiere ospite e si riparte con il club rossoverde che viene comunque bloccato, e si riparte con il Matera dall'altro lato che viene altrettanto fermato. Quindi nuovamente il numero 17 avanza, serve compagno di squadra, la compagna di squadra numero 8 Castro, ma c'è un nuovo stop e quindi si riparte con il Matera che prova a imbastire una nuova azione di attacco, ma viene bloccata dal numero 17 De Stefano, che poi tenta il tiro che va anche alto e va fuori. Time out per la formazione ospite quando mancano 16 minuti alla conclusione di questo primo tempo. 1-0 per il club di casa in virtù del gol di Pamela La Polla, il capitano, al minuto 2.
il numero dei falli è a sfavore della formazione ospite, un fallo contro il club di casa. Partita abbastanza comunque pulita fino ad adesso. Si riparte con una punizione battuta dal numero 8. Castro recupera Rebecca Taccardi, poi servizio per La Polla, ancora Taccardi, La Polla, tiro dei Rebecca Taccardi respinto dal portiere toscano, quindi fischio dell'arbitro per una steccata tra la numero 57 Iacanto e La Polla. Si riparte con il Matera in possesso palla, recuperato però dal club toscano, numero 17 De Stefano, ma ancora Matera che riprende la sfera. Attenzione, fase di attacco, La Polla, servizio per la numero 27 Materana, che viene intercettato dalla difesa ospite, quindi La Polla dall'altro lato. Avanza La Polla per la macchia e gol, raddoppio del Matera con la rete di Rebecca Taccardi al 10° del primo tempo. Arriva il secondo gol. Quindi al vantaggio di Pamela La Polla al secondo minuto, ha risposto al 10° Rebecca Taccardi per il 2-0. Quindi formazione di casa che arrotonda il proprio score di punti e è ancora in fase di attacco con La Polla. Taccardi all'indietro per La Polla, finta il tiro, poi effettua un tiro che è di facile preda del portiere ospite, ancora lei fuori di poco, ma è un Matera in fase di attacco. La Polla va al tiro, viene respinta dall'estremo difensore ospite. Si riparte con la formazione in maglia rossa. È Iacanto che ha servito la numero 6 Berti, ma c'è l'arbitro che fischia. Si riparte con una punizione a favore del Matera e c'è ancora La Polla. La Polla per la macchia intercettata, quindi ancora attenzione, un avanzo del club ospite con il numero 17 De Stefano, che poi serve Berti. Passaggio del Viareggio dove non c'è nessuno, anzi all'indietro nella propria metà campo. Accanto La Polla per il numero 46 la macchia. La Polla all'indietro, serve Taccardi, anzi la rissa la macchia. Castro per Iacanto, Castro
servizio di Castro dove non c'è nessuno, anzi c'è la difesa materana che recupera e riparte con Rebecca Taccardi, poi Luisa La Macchia, la Polla all'indietro per Taccardi, la Polla, Taccardi, recupera il Viareggio, intanto è entrata in pista la numero 8 materana Vanessa Mazzilli, giovanissima. Si riparte con il Viareggio che prova a imbastire una nuova azione di attacco con il numero 8 Castro all'indietro, però per il numero 6 Berti, poi Iacanto recuperata da Taccardi, la Polla, Taccardi, attenzione, servizio al centro per la Polla, non arriva, quindi si riparte per il club ospite. Intercetta Taccardi, fa ripartire le sue. Taccardi, attenzione, servizio per Mazzilli, non arriva al tiro. Mazzilli ancora lì, anzi mela la Polla. Attenzione, pallino sfuggito a una giocatrice del Matera, numero 20 Larissa La Macchia, e c'è un fischio per un fallo commesso su Palaggi da Pamela La Polla. Dieci ancora da giocare, errore del numero 6 Berti e recupera l'altrettanto numero 6 La Polla, anch'essa in fase sempre avanzata per il Matera. Poi c'è la Macchia, la Polla, sbaglia la Polla, recupera il Viareggio. Attenzione, fase di attacco del Viareggio con il tiro di Castro che non va ad inquadrare la porta, e poi ancora Matera con la Polla dall'altro lato per Mazzilli, la Polla, Larissa La Macchia, poi servizio di Rebecca Taccardi per la Polla, recupera la difesa in maglia rossa, quindi si riparte con il numero 6 Berti, servizio per Castro evita La Macchia, nulla di impossibile per Gaudio, questo tiro del numero 8 Castro. Si riparte con nuovo attacco del Viareggio. Palaggi si fa intercettare dal Matera e quindi si riparte con la Polla. Tiro provato da Rebecca Taccardi, alto, ancora è il Viareggio che con la numero 6 Berti appoggia per Palaggi, anzi per Castro. Castro avanza, viene sporcato il suo passaggio e quindi c'è una ripartenza con la Polla. Avanza la formazione di casa, passaggio per Mazzilli che non riesce a trovare il momento opportuno per andare a rete, quindi ancora
la Polla che serve il numero 20, la Macchia, Larissa, Mazzilli, la Polla. Tiro da fuori, la Macchia, Luisa, nulla di fatto, e poi si riparte con Castro. Palagi viene prontamente bloccata dalla Polla che fa ripartire le sue, e vediamo la Polla che va proprio al tiro, viene fermata. Poi c'è Mazzilli che appoggia per la Macchia, Mazzilli, la Polla, guantoni del portiere ospite. La Macchia per Taccardi, poi la Polla, la Macchia va al tiro, viene respinta. Avanzano le ragazze del Viareggio alla ricerca del gol per dimezzare questo svantaggio, ma il Matera fa buona attenzione e quindi si riparte con la numero 46, Luisa La Macchia, fermata. Ancora un attacco della numero 17 De Stefano, bloccata anch'essa, e poi c'è la Polla va al tiro, debole e facile preda dell'estremo difensore ospite. Poi avanza ancora il Viareggio con un doppio tiro intercettato da Gaudio a 6 minuti dalla conclusione di questo primo tempo. Quindi due volte De Stefano è andata al tiro e Gaudio è stata presente. Poi c'è la Polla che avanza vicino a sé, Mazzilli la serve, perde l'attimo per poter andare al tiro. Poi c'è la Polla che va al tiro e colpisce una avversaria in maniera involontaria. La numero 11 Palagi, che ha una botta alla testa, mentre vediamo il mister Mirko Bertolucci che dà indicazioni alle proprie atlete. Si riparte con Iacanto che avanza per la numero 11 Palagi, all'indietro per Castro, Iacanto. Si sbarca Castro, ottimo servizio di Iacanto, ma il Matera è ben attento in difesa e quindi si riparte. Iacanto ancora lei, scatenata, ma è ancora il Matera che fa ottima difesa, e quindi si riparte con una fase di attacco orchestrata dalla Polla, ma viene bloccata poi dalla difesa toscana. De Stefano per Castro, Mazzilli recupera il pallino e serve la numero 20 Larissa La Macchia, intercettata però da Iacanto, e poi ancora lei Luisa La Macchia per Mazzilli. Poi c'è Pamela La Polla, La Macchia, La Polla, Taccardi, intercetto da un lato di De Stefano, poi dall'altro lato di La Polla, e ancora Materina avanti, a 4 da giocare. La Polla, servizio per il numero 20 La Macchia, Larissa La Macchia. Fischio dell'arbitro, 1-1 il conto dei falli e 2-0 il risultato parziale in virtù dei gol di La Polla e di Rebecca Taccardi.
la Polla al secondo minuto, al 10° del primo tempo Taccardi. Quindi ancora Matera con la Polla per Mazzilli. La Polla intercetta tutto, la numero 8 Castro, attenzione, azione di contropiede del club viareggino, bloccata nel tiro l'atleta ospite da Caudio, e quindi si riparte con il Matera dall'altro lato, numero 46 La Macchia, che viene braccata dalla 57 Iacanto, ma l'arbitro fischia un fallo a favore del club toscano. Pronto in questa occasione l'intervento del club materano, che recupera la sfera, e quindi c'è la Polla vicino alla porta ospite. Vediamo cosa ne uscirà. Servizio per la numero 46 Luisa La Macchia, tiro di fuori poco, e poi ancora Matera con Mazzilli per La Macchia. La Macchia serve Mazzilli, non arriva. Adesso però recupera la sfera e pallino per Taccardi. Poi c'è la Polla, finta il tiro, bloccata da Iacanto, ma recupera la sfera, tira e il suo tiro viene bloccato in maniera fortuita dalla sua compagna Luisa La Macchia. Riparte Iacanto ha davanti a sé due avversarie. Iacanto cerca il tiro, la Polla blocca tutto. Mazzilli per la Polla, Gaudio scusate, blocca tutto, quindi Mazzilli per la Polla, che viene bloccata, ed è brava in questa occasione Mazzilli a fermare tutto e a far ripartire le sue. Attenzione, un servizio di La Macchia per Taccardi, che adesso ha il pallino, serve la Polla, pallino che danza davanti alla porta ospite, nessuno ne approfitta, quindi si riparte, ma pronto è l'intercetto di Mazzilli avanza, servizio dove non c'è nessuno, c'è la numero 8 Castro che prova a far partire le sue con la numero 11 Palagi. Per Castro, tiro senza nessuna pretesa, ancora a 1 minuto e 25 da giocare, cioè il possesso pallino di Castro, evita la Polla, va al tiro, va fuori, si riparte dall'altro lato con Rebecca Taccardi per, attenzione, un palo pieno di Mazzilli, che sta disputando un'ottima partita. La giovane Mazzilli dal suo ingresso sta facendo vedere tutte le sue qualità, peccato per questo palo, e si riparte con la Polla. Attenzione, nuovo servizio di La Macchia per Taccardi, il cui tiro termina fuori. Siamo ormai agli sgoccioli di questo primo tempo, si riparte con Castro, fischio dell'arbitro per fallo commesso dalla numero 46 Luisa La Macchia, il vice capitano, su Castro. A 27 secondi dalla fine del primo tempo, 2-0 per il Matera, azione di attacco per il club ospite allenato da Mirko Bertolucci. La Polla recupera, avanza, avvicina a sé Rebecca Taccardi, viene servita, poi c'è Mazzilli, La Macchia, tiro dalla distanza di quest'ultima, fischio dell'arbitro a 4 secondi dalla conclusione del match del primo tempo. Si chiude in quest'istante il primo tempo di questo match, che è stato abbastanza intenso e ben giocato da entrambe le formazioni.
si conclude con un punteggio parziale di 2-0 in virtù dei gol di La Polla e di Taccardi. E noi ci risentiamo all'inizio della seconda frazione.
Tutto pronto per questo inizio del secondo tempo tra la Newco Roller Matera e la Pumas Viareggio. Ricordiamo il risultato parziale di 2-0 a favore delle materane in virtù dei gol di La Polla al secondo del primo tempo e poi al decimo Taccardi. Si riprende Matera in avanti, si riparte invece dall'altro lato con il Viareggio e il tiro del numero 8 che termina fuori. Ancora Viareggio che nonostante il 2-0 sulle spalle ha dimostrato di essere una buona formazione, ha disputato un ottimo primo tempo ed è ancora qui in fase di attacco con Iacanto per Castro, tiro fuori, Matera che riparte con la numero 46, il vice capitano Luisa Lamacchia, braccata da due giocatrici, Iacanto e poi il numero 6 Berti, che recupera la sfera per un istante, ma è ancora Matera con La Polla per la macchia, tiro di La Polla da fuori, non trova nessuna deviazione, quindi si riprende ancora con il club di casa. Iacanto avanza, Iacanto va al tiro, guantone di Gaudio a respingere questa insidia per il club di Mister Bertolucci. Poi c'è La Polla all'indietro per la numero 46, la macchia, Taccardi, la macchia dietro la porta, serve all'indietro La Polla, tiro di La Polla respinto dal numero 85. De Stefano intercettata da Taccardi, la macchia, Taccardi, fischio dell'arbitro. Intercetta la macchia, anzi La Polla, scusate, per Taccardi, che serve nuovamente La Polla, Taccardi, La Polla all'indietro per Luisa La Macchia, La Polla va al tiro ma non c'entra la porta, cerca poi la compagna e ancora pallino di La Polla, intercettato dalla numero 17 De Stefano, che si fa bloccare comunque dalla difesa materana. Poi ancora Berti va al tiro, bloccata da Gaudio, poi Rebecca Taccardi imposta, serve il numero 6 La Polla, Taccardi, La Polla, Taccardi, La Polla al centro, intercettata dalla difesa ospite, poi c'è Taccardi, fischio dell'arbitro, 21 minuti ancora da giocare, 2-1 il conto dei falli a sfavore del Matera e 2-0 il risultato parziale in favore del club di casa.
Tiro del numero 6 Berti, intercettato, la Polla, avanza il Matera, attenzione con un tiro di Taccatti, bloccato dall'estremo difensore ospite. Avanza il Viareggio, bloccato tutto da Gaudio e si riparte con il Matera e il gol. Servizio di Luisa Lamacchia per Rebecca D'accardi, che mette a segno il 3-0. Quindi al quinto del secondo tempo Rebecca D'accardi mette a segno la sua doppietta personale e il tris per il club di casa Iacanto. Castro va al tiro, ottima la risposta di Valentina Gaudio. La Polla, la Macchia, avanza il Matera con Taccardi, poi la Polla, Taccardi, la Macchia, Taccardi, Taccardi avanza, attenzione, cerca il tiro, si spegne di poco alla sinistra del portiere ospite, quindi ripartono le ragazze in maglia rossa, prova a bloccare tutto Taccardi, non ci riesce. Iacanto, servizio per De Stefano, De Stefano serve, serve Castro, bloccato il passaggio di Castro da La Polla. Fase di difesa della formazione di casa e di attacco per quanto riguarda il club ospite, ma Taccardi a bloccare il tutto, avanza Taccardi, va al tiro alto di poco sulla traversa della porta Viareggina, quindi ripartono le ragazze toscane con Iacanto che serve la numero 6 Berti, viene intercettata però dalla difesa delle ragazze locali e quindi nuova azione d'attacco per il Viareggio, ma è Matera che con la Polla intercetta tutto, va al tiro e il suo tiro, seppur forte, termina di poco alla destra della porta ospite, quindi ancora Matera con la 46 Luisa Lamacchia, poi c'è la Polla intercettata, si riparte con la numero 6 Berti, poi tiro di Castro, una delle più attive nel club ospite Iacanto, avanza Iacanto, serve Berti all'indietro per la numero 8 Castro per Berti, Castro dove non c'è nessuno, c'è il Matera che riparte e la Macchia non riesce a sfruttare questo contropiede veloce, ma riesce a servire la Polla che a tu per tu con il portiere lancia alto, quindi occasionissima del Matera per il quarto gol non sfruttata, e ancora in Matera con Luisa Lamacchia per Pamela La Polla, Mazzilli, La Polla, tiro di La Polla, guantone del portiere ospite,
la macchia, Luisa, Mazzilli, la Polla, avvicina a sé Larissa, la macchia, Mazzilli, si libera di 2 avversari addirittura Mazzilli, e poi serve la Polla, Mazzilli per la Polla, servizio per Luisa la macchia, non aggancia bene il pallino e si riparte con il Viareggio che è già dalle parti di Valentina Gaudio. Poi c'è il servizio per il numero 8 Castro, Iacanto all'indietro per Palagi per Iacanto per Palagi, non aggancia il pallino, respinge Gaudio e poi c'è il fischio dell'arbitro con Larissa la macchia a 15 da giocare. La Polla, la macchia, avanza la macchia, attenzione, servizio di Luisa la macchia per Mazzilli sotto porta, pallino alto a 2 passi veramente dal gol, la formazione materana. Si riparte con il Viareggio, attenzione, occasione di Palagi, pallino fuori, e dall'altro lato c'è subito la Polla, finta il tiro, viene poi recuperata da Iacanto, si riparte con Palagi ha servito la numero 8 Castro, che è andata al tiro, e è stata buona la risposta di Gaudio, una bella parata che ha salvato il risultato. Quindi adesso c'è la richiesta di time out della formazione ospite. Quindi ricapitoliamo: Matera in vantaggio per 3-0 in virtù dei gol di La Polla e poi la doppietta di Taccardi Rebecca. Un gol per tempo, uno al 10° del primo tempo e poi al 5° del secondo tempo, per il 3-0 parziale del Matera su un Viareggio che fino adesso sta comunque, al di là del risultato, disputando una buona prestazione. Quindi pronti a ripartire dopo questo time out chiesto dalla panchina ospite. C'è la numero 11 Palagi sulla sfera per Berti avanza, Palagi, Berti, tiro di Berti intercettato dalla numero 46 materana Luisa la macchia, che avanza, ma il suo passaggio viene bloccato da Castro, che fa ripartire le sue. Vediamo Iacanto intercettata da Taccardi
anzi da La Macchia Larissa, poi c'è Luisa La Macchia per La Polla, poi Larissa La Macchia, Luisa La Macchia, La Polla, La Macchia, La Polla. Un Matera totalmente materano per le giocatrici scese in pista questa sera. Attenzione alla cicata di La Polla di poco fuori, quindi ribadivo un Matera totalmente formato da atlete della città dei Sassi. La Polla, Mazzilli, Larissa La Macchia per Luisa La Macchia, ma arriva il fischio dell'arbitro e poi c'è il tiro ripetuto di Castro e il nuovo fischio dell'arbitro a 13 minuti ancora da giocare. Berti, scontro tra Mazzilli e Iacanto, fischio dell'arbitro, si riparte con il Matera in fase di attacco e La Polla per Luisa La Macchia, La Polla, La Macchia, La Polla, dietro la porta attende l'arrivo delle compagne. La Polla cerca il tiro, poi La Macchia per Mazzilli, recupera Castro, recupera a sua volta La Polla, Mazzilli, Luisa La Macchia, La Polla, Mazzilli, La Polla, La Macchia, cerca il tiro, La Macchia, nuovo tiro bloccato dalla numero 8 Castro, poi Iacanto, ma si riparte con il Matera e La Polla dall'altro lato. La Polla, attenzione per Mazzilli, non riesce a colpire la sfera, quindi si riparte con il Viareggio e con il suo numero 8 Castro che viene bloccato dalla difesa materana. Matera nuovamente in fase di attacco con la numero 27 Rebecca Daccardi, poi per la numero 20 Larissa La Macchia che viene, il cui tiro termina di poco fuori dalla porta, poi Palaggi per Berti recupera tutto il Matera e quindi si riparte con Rebecca Daccardi, La Polla, avanza La Polla, tira, è pronta la respinta dell'estremo difensore ospite, si riparte con Mazzilli che serve il numero 27 Rebecca Daccardi per La Polla, ancora un tiro e ancora di poco fuori dal bersaglio, nello specifico poco alto sulla traversa. Matera che non è sazio, la New Core Roller Matera ha voglia di arrotondare il risultato. Chiaramente dall'altro lato il Viareggio cerca il gol che potrebbe riaprire questo match e infatti riparte il club di mister Bertolucci, ma recupera tutto il Matera e quindi nuovo azione di attacco per il club di casa con la conclusione di Larissa La Macchia
di poco fuori. Quindi Castro, avanza Castro, ha davanti a sé Mazzilli, mantiene il possesso, serve il numero 6 Berti, e poi Palagi perde la sfera. Ripartono le ragazze del Viareggio. Intercetta Larissa La Macchia. La Polla. La numero 20, La Macchia, avanza poi La Polla. La Polla. Larissa La Macchia all'indietro per La Polla. Tiro di La Polla, un fendente fortissimo ed è il gol del Matera. Poker 4-0 per il club di casa, gol di La Polla e doppietta anche per lei. Quarta rete della Lungoria del Matera, segnato il capitano Pamela Napoli. Quindi dicevamo appunto il gol di La Polla dopo quello che ha segnato al primo tempo, al secondo si è ripetuta per il 4-0, gol intermezzati da quelli di Rebecca Taccardi al decimo del primo tempo e poi al quinto della ripresa, quindi 4-0 per il Matera. Bel gol quello di La Polla, un fendente che non ha dato scampo al portiere ospite, e c'è ancora Matera che recupera la sfera con Mazzilli. Si riparte con La Polla. La Polla ancora lei, avanza, servizio per la numero 27 Rebecca Taccardi, il cui tiro termina di poco fuori, quindi occasione sprecata per il Matera, ma è pronto il contropiede ospite che viene comunque intercettato da Matera. E va al tiro La Polla, ma viene bloccato. 7 minuti alla conclusione di questo match. Mazzilli avanza, cerca il tiro, nulla di che, poi c'è Palagi, fermata da La Polla. Larissa La Macchia, Mazzilli, La Polla, il capitano, servizio per Taccardi, bloccata dal portiere. Si riparte con Berti, avanza Berti, viene disturbata da La Polla, e infatti il suo tiro è facile preda di Gaudio, e si riparte con il Matera con Taccardi. Avanza il Matera con Larissa La Macchia, bloccata. Attenzione con Castro, che viene fermata comunque dal Matera. Nel frattempo vediamo l'ingresso della giovanissima Laila Carlucci, anch'essa cresciuta proprio nel vivaio della formazione locale, e quindi mister Antezza ha fatto entrare anche lei, ha premiato anche lei. La vediamo in questo attacco, ma c'è la ripresa del club ospite con il numero 8 Castro che va al tiro, bloccata da Gaudio. La Polla avanza, servizio per, ed è gol proprio del Matera, e c'è proprio lo zampino di Laila Carlucci.
c'è proprio lo zampino di... E infatti lo ribadisce anche lo speaker, Laila Carlucci porta sul 5-0 la formazione di casa. Brava Laila. Ancora lei prende il pallino, serve la numero 7 Contò, però non ci arriva e quindi si riparte con Castro. La Polla. La Polla avanza, serve Carlucci, va al tiro, bloccata dal portiere ospite, ma è ancora il Matera con la Polla, va al tiro, intercettato dalla difesa ospite, ancora la Polla scatenata, serve Carlucci, va al tiro, bloccata. Contò, intercetta per un attimo il pallone, poi adesso lo prende, il pallino, scusate, lo prende, serve, prova a servire il numero 27 Taccardi, ma c'è l'intercetto di Castro. Dall'altro lato blocca tutto la Polla per Rebecca Taccardi. Ha vicino a sé Carlucci. Attenzione al contropiede del Viareggio con un tiro di De Stefano che si spegne alla destra di Gaudio. Poi Condò, tiro di quest'ultima fuori. Attenzione, contropiede del Viareggio, tiro smorzato di Castro da La Polla che agevola il proprio portiere, ma ancora Castro. Intercetta tutto la numero 22 materana Serena Gaudiano, un'altra new entry in pista, quindi mister Antezza sta dando spazio alle più giovani che possono fare minutaggio e possono acquisire chiaramente più esperienza. E vediamo appunto in questa circostanza Simona Contò che provava ad affacciarsi dalle parti della porta ospite. Poi c'è La Polla, 2 ancora da giocare. Contò sfugge la sfera, a fianco a sé ha una certa Mili accanto e il tiro di Castro bloccato da Valentina Gaudio. Poi c'è La Polla e fa il gol. Bella azione, La Polla per Contò per il 6-0 del club di casa. Sesta rete della New Colonia Matera, ha segnato Simona Contò. Quindi Contò per il 6-0 e dicevamo appunto che mister Antezza ha deciso di dare spazio anche alle giovani e le giovani stanno dando soddisfazioni a mister Antezza. Gol di Laila Carlucci, gol di Simona Contò, ma anche bella prestazione della Mazzilli. Attenzione a Matera che nuovamente, e c'è Gaudiano, ecco l'altra giovane che non sta certamente a guardare, anzi ha tanta voglia anche lei di dimostrare il proprio valore, quindi
gol delle ragazze ospiti, quindi dicevamo bene così in Matera, bene così il vivaio, questo deve essere il futuro dell'hockey e qui a Matera almeno stanno lavorando come si deve. Nel frattempo appunto dicevamo che la formazione ospite ha messo a segno il suo gol, il primo gol, però al di là del risultato finale, visto che comunque ci accingiamo a una conclusione di match, la Pumas Viareggio ha disputato un'ottima partita, non ha mai disegnato azioni d'attacco, anzi ha cercato sempre di trovare il gol per riaprire il match, e anche qui ci sono, a mio modestissimo parere, ottime prospettive. C'è il Matera con Carlucci, Palagi, De Stefano, attenzione, è Paolo di De Stefano, e appunto lo dicevo poc'anzi, è un Viareggio comunque sempre vivo, al di là del risultato, sempre vivo. Riparte in Matera con Gaudiano, tiro di quest'ultima respinto dal portiere, Carlucci per Contò, c'è solo la Polla e Gaudio in campo come over. La Polla, tiro di La Polla, tiro, e termina in questo istante l'incontro, quindi la Newco Roller Matera si aggiudica questa quarta giornata di campionato con la vittoria per 6-1 sulla Pumas Viareggio, e continua la sua marcia vincente la formazione di casa, che conquista il suo 10° punto stagionale. Come dicevo poc'anzi, una bella partita, peccato a porte chiuse per la squalifica della pista materana, che ha scontato quest'oggi il secondo turno di squalifica, quindi dalla prossima partita casalinga il tifo materano riabbraccerà le proprie giocatrici e viceversa. Va detto appunto che abbiamo visto un match giocato da due formazioni messe molto bene in pista sia da un lato che dall'altro, mister Antezza e mister Bertolucci. Onore al Matera per questa vittoria per 6-1, ma anche applausi per il Viareggio per un match giocato in maniera egregia per tutti quanti i minuti. Lorenzo Tortorelli vi dà l'appuntamento al prossimo incontro qui alla Tensostrutture di Via dei Sanniti di Matera e vi auguro una buona serata.